benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Caldo africano e corsa al mare in tutta la Sicilia, nel litorale di Marina di Priolo, nel siracusano spiagge prese d'assalto, previsto un nuovo rialzo delle temperature nei prossimi giorni, la regione intanto rafforza le misure anticaldo. Una vera e propria clinica della bellezza completamente abusiva, gestita da falsi medici di un bed and breakfast nel quartiere Zisa di Palermo, i clienti addescati attraverso una pagina Facebook. Incubo, vandali in piazza Turriferro a Catania finisce con l'innovativo impianto di nebulizzazione, l'amarezza di residenti e turisti. Un bambino trapanese verso gli altari, iniziata la causa di beatificazione di Manuel Foderà. Tutto pronto a Palermo per il concerto di Radio Italia. Oltre 47.000 persone assisteranno alle performance dei big della musica italiana, tra i più attesi Achille Lauro, Irama e Salda Vinci. E poi il calcio, all'inizio della settimana il Catania ufficializzerà il DS Varrà e l'allenatore Longo. Sul mercato si ripartirà dai più giovani. Calcio a 5, stasera gara 2 della finale scudetto per la Meta Catania, rossazzurri costretti a vincere per continuare a sognare il tricolore. Per la pallanuoto femminile l'equipe Orizzonte batte SIS Roma e si garantisce la sfida decisiva per lo scudetto. Bentrovati, caldo sempre più intenso in Sicilia e spiagge super affollate. Oggi vi portiamo nel litorale di Marina di Priolo, nel siracusano. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo rialzo delle temperature. La regione intanto rafforza le misure anticaldo. Francesca Loi. Andiamo al mare, portiamo i bimbi perché a casa giustamente sì, un po' sotto l'aria condizionata, però li facciamo divertire un po'. L'antidoto contro il caldo può essere questo, il mare. Ormai fa troppo caldo per stare a casa, specialmente per chi lavora tutta la settimana. Le temperature in Sicilia sono ben oltre i 30 gradi e qui, a Marina di Priolo, come nelle altre spiagge dell'isola, c'è il pienone. Penso che la soluzione più ovvia sia quella di venire in questo bellissimo mare e comunque abbassare un po' le temperature che ci sono all'esterno. Si sta bene al mare. Possiamo venire solo al mare perché non stare a casa. I più coraggiosi stanno al sole, poi c'è chi preferisce tuffarsi e chi invece restare all'ombra. Abbiamo fatto appena una doccia e non si può stare praticamente fuori dall'acqua. Ma secondo gli esperti la colonnina di mercurio salirà ancora. Addirittura nel Trapanese si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Come si resiste? Mangiando frutta e bevendo, idratandosi. Caldo e sole però potrebbero portare anche i cosiddetti temporali di calore. Il riscaldamento pomeridiano determina il sollevamento di masse d'aria calda che poi salendo in quota trovano masse d'aria più fredde a causa di un leggero flusso di correnti più fresche orientali, appunto, che si manifestano principalmente alle quote elevate. Intanto dall'assessorato regionale alla salute c'è massima attenzione sulle ondate di calore. Tra le indicazioni il potenziamento del monitoraggio sugli accessi ai pronto soccorso, con un'attenzione particolare verso le persone più fragili. Nel siracusano proseguono senza sosta le ricerche della ragazza di 15 anni allontanatasi venerdì mattina da una comunità. Le operazioni su cui vige il massimo riservo si stanno concentrando tra Brucoli ed Augusta, nel cui territorio sembra sia stata agganciata per l'ultima volta la cella del telefonino della giovane. La quindicenne è alta 1,70 m, ha i capelli scuri e al momento della scomparsa indossava un paio di jeans, una maglietta bianca e scarpe bianche. Chiunque avesse informazioni è invitato a contattare il 112. In un B&B del quartiere Zisa di Palermo avevano allestito una vera e propria clinica di bellezza completamente abusiva, gestita da falsi medici. Su Facebook anche una pagina intitolata ingannevolmente La dottoressa della bellezza, utilizzata per attirare clienti ignari. Maglio Viola.
Un bed and breakfast trasformato in una clinica clandestina e una pagina social intitolata ingannevolmente La dottoressa della bellezza, utilizzata come specchietto per le allodole per attirare clienti ignari. Questo è lo scenario scoperto dai carabinieri della stazione di Terrasini, che insieme ai colleghi del NAS di Palermo hanno denunciato a piede libero una donna e un uomo, entrambi di 28 anni, con l'accusa di esercizio abusivo della professione medica. Si tratta di due giovani di Gela e di Niscemi che trovavano i clienti sui social attraverso la pagina, nella quale si presentavano come una clinica di bellezza ma senza avere alcun titolo per eseguire interventi che pubblicizzavano. L'indagine è scattata ad aprile, quando una donna ha presentato denuncia a causa dell'esito non soddisfacente del suo intervento di bellezza effettuato poco prima, a marzo. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire rapidamente il modus operandi dei due indagati, i quali promuovevano le sedute e gli interventi sul web, poi li eseguivano materialmente all'interno di un bed and breakfast situato nel quartiere Zisa di Palermo, in totale assenza delle necessarie autorizzazioni sanitarie. Alla fine è scattato il blitz con il sequestro di numerosi dispositivi medici, farmaci specifici per l'estetica, apparecchiature informatiche impiegate per la gestione dei contatti e tanto altro. Le indagini proseguono ora alla ricerca di altri clienti della struttura e per verificare il coinvolgimento di eventuali complici. 2 morti e un ferito grave, il tragico bilancio dell'incidente stradale di ieri sulla Palermo-Messina vicino a Buonfornello. Le condizioni dell'uomo ferito restano gravi, è in rianimazione. Marco Cullà. Un impatto violentissimo, letale per 2 persone. Ancora un incidente mortale nel weekend, questa volta a perdere la vita nell'autostrada Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello 2 uomini. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e un furgone, un frontale che ieri pomeriggio non ha dato scampo al conducente dell'auto, Gaetano Mollica, di 44 anni, nato a Mistretta e residente a Pettineo, e Francesco Montalto, passeggero del furgone, palermitano, di 45 anni. Il fratello, Marco Montalto, 34 anni, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo. Le sue condizioni restano gravi, la prognosi è riservata. È stato sottoposto a vari interventi chirurgici ed è ricoverato nel reparto di rianimazione. Per cause ancora da accertare, i 2 mezzi si sono scontrati frontalmente in un tratto a doppio senso di circolazione per via dei lavori in corso che interessano l'autostrada A20. Un incidente che arriva a distanza di qualche giorno da quello che ha spezzato la vita di una ciclista, Nicoletta Rusu, morta investita da un'auto nei pressi di Pioppo. Controlli della polizia nelle zone di Trappeto e Poggio-Lupo a Catania. I servizi si sono concentrati nelle zone al confine con Mister Bianco e sui complessi di edilizia popolare di via Ustica. Nell'ascensore di un condominio è stata trovata la presenza di stupefacenti, in parte dentro la porta ma anche nel sottotetto del corpo scala dell'edificio e nel locale tecnico dell'ascensore, in un vano contatori. Trovati anche una pistola e varie cartucce, denunciato per spaccio un giovane che girava in scooter. Incubo vandali in piazza Turriferro a Catania finisce KO, l'innovativo impianto di nebulizzazione utile in questi giorni di grande caldo, l'amarezza di residenti e turisti. Tonino De Mana. 30 ottobre 2025 a Catania si inaugura piazza Turiferro con un rinfrescante passaggio dei presenti, sindaco Trantino compreso, sotto gli archi dell'impianto di nebulizzazione. Da quel giorno nessuno più ha visto la stessa scena, in primis perché non era necessario per l'approssimarsi dell'inverno e poi perché l'impianto è stato subito vandalizzato, messo KO dai soliti civili capaci di arrecare danno per pochi spiccioli o semplicemente per il gusto di distruggere. In un modo o nell'altro, in piena estate, con oltre 30 gradi già dal mattino, i nebulizzatori sarebbero stati utili, quasi una salvezza per fronteggiare la calura, ed invece niente. Questa turista ci prova, va alla ricerca di un pulsante per attivarli, ma rimane presto delusa. Ma non funziona? Perché no? Non sarebbero stati utili? Ah sì, se funzionassero. Catania è bella, ma i catanesi purtroppo la roviniamo. Una piazza così è un peccato, anche perché vedo che, come si può dire, ci dorme gente, quindi fa un po' paura. La piazza risulta vuota, frequentata soltanto la sera da chi viene a fare qualche spuntino, viene a fare i suoi bisogni. Quindi direi che dobbiamo rivedere un po' la situazione. La speranza è di rivederli funzionare possibilmente entro la fine dell'estate.
Una palazzina disabitata e crollata durante la notte in via Bixio a Palma di Montechiara ad Agrigento. Le macerie sono state spostate e si è avuta la certezza che nessuna persona è rimasta coinvolta. Gli abitanti delle zone attigue all'immobile crollato sono state evacuate. E scoppia il caso dello stop alla formazione professionale in Sicilia nell'età dell'obbligo, polemica fra gli enti, avviso ritirato. Il presidente Schifani che convoca d'urgenza l'assessore lunedì a Palazzo d'Orléans per chiarimenti. Manlio Viola. E bufera sui corsi di formazione professionale in età dell'obbligo scolastico in Sicilia. Una bufera scoppiata dopo il ritiro da parte dell'assessorato dell'avviso 33, quello che stabiliva i criteri per ottenere i finanziamenti che servono agli enti per avviare l'anno scolastico. Lo stop è stato deciso per modificare il decreto formalmente per combattere la dispersione scolastica e aumentare le dotazioni e il numero di studenti che potranno accedere ai corsi professionali. Plaude a questa scelta Antonio Oliveri di Assofor. Bene ha fatto la Regione siciliana e il suo governo ad incrementare la dotazione finanziaria che consentirà agli allievi della scuola media di poter al termine iniziare un percorso triennale puntualmente a settembre per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Questo mette in garanzia una filiera molto importante e delicata che contrasta la dispersione scolastica e che occupa tanto personale che va assolutamente garantito. Ma tutti gli altri enti e i sindacati confederali di categoria si schierano invece contro e lanciano un allarme. Il rinvio causerà ritardi nell'inizio dell'anno scolastico. Il provvedimento dell'assessorato, denunciano ben 8 associazioni, tiene conto della nota di una sola associazione senza la preventiva ricognizione dei fabbisogni territoriali. Getta acqua sul fuoco della polemica l'assessore Turano, secondo il quale non ci sarà nessun ritardo nell'avvio dell'anno scolastico perché il nuovo avviso 33 uscirà a giorni, ma intanto il presidente della regione Renato Schifani annuncia di aver convocato d'urgenza l'assessore a Palazzo d'Orléans per chiarimenti con l'intenzione di acquisire tutti gli elementi necessari per valutare la vicenda e tutelare studenti, famiglie e operatori. Insulti e minacce ieri al Catania Pride, la sfilata dell'orgoglio gay. Siamo stati bersagliati da offese indicibili, denunciano i partecipanti. C'è anche stato un tentativo di aggressione fisica, fortunatamente sventato in tempo. Un giovane si è scagliato contro una ragazza ed è stato fermato da altri manifestanti, mentre lei è stata soccorsa. Era molto turbata. Il serpentone arcobaleno si è mosso lungo la via Etnea fino al palco di Piazza Università. È stato un Pride profondamente politico, dicono gli organizzatori, un fiume umano tanto festoso quanto irremovibile. Aperta nella cattedrale di Trapani la fase diocesana della causa di beatificazione di Manuel Foderà. Questa fase pubblica ha visto il giuramento dei componenti che dovranno guidare l'istruttoria. Laura Spanò. Per il servo di Dio Manuel Foderà, il bambino di Calatafimi morto il 20 luglio 2010 a 9 anni dopo una lunga malattia vissuta con fede e coraggio, si è aperta la fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione. La storia di Manuel è una storia carica di speranza, così come racconta il postulatore della causa, Francesco Catozzella, che ha conosciuto personalmente il bambino. Quello che mi colpisce è un'immagine, l'immagine di Manuel steso a terra sul tappeto della cappellina dell'ospedale che dopo aver ricevuto la comunione dialoga con Gesù. Questa forse è l'immagine che più colpisce, perché i bambini hanno una loro spontaneità e lui, senza che nessuno gliel'ha detto, ha preso questa abitudine che è quella che anche noi dovremmo poi imparare. Quindi forse ciò che c'è da imparare di Manuel è l'amore per l'Eucaristia vissuto in un contesto di profonda sofferenza e quindi con grande fede in un momento in cui, una situazione in cui noi forse avremmo mandato Dio, scusi il termine, a quel paese. Invece è bello pensare che lui ha mantenuto questa perseveranza attraverso la partecipazione all'Eucaristia, alla preghiera, al rosario, tutti armi che lui viveva in prima persona. La sua vita è un susseguirsi di fede e amore verso Gesù e i coetanei che hanno bisogno di sostegno e cure.
Manuel trascorre la sua giovane vita in gran parte tra le corsie dell'ospedale oncologico, ma non si perde d'animo. Accanto a sé ha, come racconta a tutti, Gesù Bambino, il suo amico, e quando sta male chiede agli amici di recitare il rosario perché, dice, le Ave Marie lo facevano stare meglio. Nel corso della prima sezione pubblica si è insediato il Tribunale diocesano incaricato di guidare l'istruttoria della causa ed hanno prestato giuramento il vescovo di Trapani, gli ufficiali del Tribunale e il postulatore della causa. Adesso ci spostiamo alle pendici dell'Etna, nel comune di Trecastani, dove la segnaletica stradale è a misura di 4 zampe. Per le vie del centro installati cartelli che segnalano la presenza di colonie feline ed invitano gli automobilisti a rallentare. Emanuela Corsi. Sornioni liberi, indipendenti, legati ai luoghi in cui vivono. I gatti sono tra i più comuni animali da compagnia, ma non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia. Tanti vivono nelle colonie, accuditi quasi esclusivamente dai volontari del territorio. Per i randaggi il principale pericolo è la strada, che spesso si trasforma in una trappola mortale. Ma a Trecastani, alle pendici dell'Etna, la precedenza stradale va ai gatti. Per le vie del centro l'amministrazione ha installato questi cartelli per segnalare la loro presenza agli automobilisti, invitandoli a rallentare. L'iniziativa nasce per i volontari, grazie a questi volontari che hanno a cuore sia la tutela degli animali ma anche, devo dire, il benessere dei cittadini, perché tutelare il randagismo vuol dire sia tutelare gli animali ma anche il decoro urbano. La risposta non è tardata ad arrivare. Nei mesi c'è stato un calo di incidenti e di animali soccorsi. Questi cartelli hanno permesso, perché l'automobilista già è colpito dal fatto che c'è un pericolo nei confronti dei gatti e devo dire anche dei cani. Comunque per gli animali d'affezione noi abbiamo avuto una notevole diminuzione degli interventi. Grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e i volontari che operano sul territorio, tutti gli animali vengono censiti e sterilizzati, compresi i cani di quartiere che vivono nelle vie del centro. Con privati, con associazioni facciamo in modo di incentivare la sterilizzazione degli animali e fare in modo che questo fenomeno, che spesso è stato lasciato così al caso, possa essere contenuto. Un piccolo gesto di civiltà che dimostra come il randagismo non è un problema degli animali, ma una responsabilità di noi uomini. Tutto pronto per il concerto di Radio Italia a Palermo. Oltre 47.000 persone assisteranno alle performance dei big della musica italiana che si esibiranno nel palco montato al Foro Italico. Tantissime già le persone presenti alle prove del concertone. Achille Lauro, Irama e Sal Da Vinci tra i più acclamati. Marco Cullà. È tutto pronto per il concertone di Radio Italia in programma stasera a Palermo. Oltre 47.000 persone affolleranno il Foro Italico per assistere alle performance dei big della musica italiana. Il cast è davvero importante. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e tanti altri. E già ieri molti hanno assistito alle prove del grande evento. Chi è il vostro idolo, il cantante preferito? Di quelli che ci sono al concerto, io Achille Lauro. Poi vengo pure per Fedez, un po' anche per Marco Masini. Per i Pinguini Tattici. Abbiamo già l'ombrellone, ora vado a prendere le sdraio, i letti e poi preparo da mangiare qualche cosa e gliele porto alle ragazze qua perché anche loro hanno bisogno. Siete qui per chi comunque? Che è il cantante preferito? Il cantante Irama. Ormai ci senti, guarda intensamente e che mi fa girare la testa, ma non mi interessa, parliamo tra la gente. Il concerto inizierà alle ore 20:40, ma già da stamattina in molti sono proprio davanti il palco. È Achille Lauro, sì? Sono qua per Achille Lauro. Non sono stata al concerto, adesso mi vedo la sua live qua. E allora cantaci una strofa di Achille Lauro. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo immenso. Adesso una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati
Bentrovati al TG Sicilia, adesso il calcio in casa Catania. Nella prossima settimana le ufficializzazioni di Varrà e Longo, si lavora sul mercato e si ripartirà dai più giovani, Jimenez, Leonardi e Bruzzaniti. Marco Carli. Emilio Longo sarà a Catania nel prossimo fine settimana per una presa di contatto con la piazza, l'incontro con il vicepresidente Grella e il direttore sportivo Varrà, la cui ufficializzazione è prevista per il 1° luglio. Dovrebbe essere presente anche Bresciano. Nel frattempo, nei primi giorni della settimana saranno sistemati i contratti per poi annunciare il tecnico e il suo staff. La presentazione di Longo probabilmente con l'approssimarsi dell'avvio del ritiro attorno al 10 luglio, poi il raduno e le prime visite mediche. Il lavoro proseguirà al Massimino, i rossazzurri si sposteranno a Norcia il 27 luglio fino alla partita di Coppa Italia con il Vicenza. Dopo comincerà la normale routine settimanale, con ogni probabilità, subito dopo il match di Vicenza, ancora al Massimino. La dirigenza vuole cambiare il modo di giocare degli etnei e anche l'impostazione. Di certo c'è che sarà un Catania con la difesa a 4, con i sistemi, il 4-3-3 e il 4-2-3-1, che sono nelle corde dell'allenatore ex Crotone, che sembra abbia conquistato la dirigenza etnea anche con il suo modo di porsi. Si cerca gioventù e freschezza, ma ovviamente ciò non vuol dire che non ci saranno giocatori esperti. Di certo però si riparte dagli atleti nati dal 2000 in poi. Saranno del progetto Jimenez, Leonardi, Ponsi, Allegretto e Bruzzaniti. Adesso il calcio a 5, la meta stasera impegnata al Pala Catania nella gara 2 della finale scudetto contro la L84. I rossazzurri non devono sbagliare per prolungare la serie e puntare al titolo. Marco Carli. La partita più importante, con la voglia di viverne un'altra. Gara 2 della finale scudetto fra Meta Catania e L84 vale per i rossazzurri la possibilità attraverso una vittoria di prolungare la serie dopo il 2-1 subito in Piemonte nel primo match di finale e rinviare l'assegnazione dello scudetto a gara 3 di mercoledì, da giocare sempre al Pala Catania. Ecco che il Palazzo dello Sport di casa può essere dunque il fattore in più, sia nella partita di stasera alle 21, sia in quella eventuale del 30. L'opportunità è quella di assistere ad uno spettacolo. Di fronte le due squadre che hanno fatto meglio in stagione regolare, 62 punti per gli etnei, 61 per i piemontesi, differenza reti praticamente uguale, entrambe con più di 100 gol in regular season, 122 per la Meta, 107 per la L84. In gara 1 si è vista meno l'incisività, soprattutto in casa etnea, con i rossazzurri che hanno pagato a caro prezzo le tante occasioni create e non concretizzate. L'obiettivo è chiaro: riprendere in mano la serie e puntare a gara 3 per provare a rendere memorabile la stagione, che già per la Meta Catania ha visto il duplice successo in Coppa Italia e Coppa Divisione. Per stasera intanto è corsa al biglietto, ne sono rimasti 500 per sostenere i rossazzurri verso il traguardo. Adesso la pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania batte la SIS Roma con il netto punteggio di 13-6 e riscatta la sconfitta di mercoledì scorso. Sarà necessaria gara 3 per assegnare il titolo tricolore. Torino De Mana. Sarà necessaria gara 3 per assegnare lo scudetto 2025-2026 di pallanuoto femminile. A contenderselo ancora una volta l'Orizzonte Catania e la SIS Roma, battuta ieri sera con il netto punteggio di 13-6. Dopo la sconfitta nella capitale serviva una grande reazione che in effetti è arrivata, con le atlete rossazzurre protagoniste di una prova di forza straordinaria, supportate dall'immancabile calore del Palanesima. Il match ha visto le catanesi andare avanti 4-2 già alla fine della prima frazione, ma il divario tra le due squadre è aumentato in modo decisivo nel secondo parziale grazie ad un perentorio 5-1, quasi una formalità la terza e la quarta frazione, con l'Orizzonte in assoluto controllo. 13-6, come detto, il risultato finale. Sugli scudi, 3 gol a testa, Daphne Bettini, Claudia Marletta e Morena Leone. Standing ovation per Giulia Viacava per la sua ultima gara alla piscina di Nesima. Prima però bisognerà giocare l'ultima sfida, l'ultimo atto che vale il titolo italiano. Appuntamento sabato 4 luglio alle 19:15 ad Ostia per gara 3, dove, neanche a dirlo, sarà l'Orizzonte Catania a tuffarsi a caccia dell'ennesimo scudetto della sua straordinaria storia. E per questa edizione è tutto, TG Sicilia torna alle ore 20, grazie per averci seguito e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.